Signori e signori, buongiorno, ben arrivati a Televenezia, dalle 8 alle 9, dal lunedì al venerdì. Oggi con una nutrita schiera di abitanti del Lido di Venezia affronteremo il Lido di Venezia, questa splendida isola che speriamo non rimanga isola. Federico Antinori della Lipu Venezia, Salvatore Liaro, Fabio Cavolo, Paolo Fumagalli e Walter Pinarello. Buongiorno, ben arrivati. Poi è mercoledì, quindi Monique Pistolato è qui con noi. Ciao Monique, a presentare le sue letture, lei che è scrittrice però legge molto e ci propone ogni settimana dei libri molto molto interessanti. Poi ci parlerà anche di qualcos'altro, mi ha preavvisato. Allora, andiamo al Lido di Venezia. Allora, 5 personaggi che si occupano del Lido di Venezia. Andiamo a fare una carrellata conoscendoli uno a uno e sentendo quale sarà per ognuno di loro il titolo dell'argomento che andranno a trattare. Federico Antinori, Lipu Venezia. Allora, io rappresento la Lipu di Venezia e sono anche responsabile dell'Oasi Caroman. L'argomento che in realtà tratteremo tutti e 5 sarà la situazione del verde urbano al Lido di Venezia e in particolare la situazione della pineta. Allora, lei però non mi ha mai ascoltato, deve mettersi, altrimenti non la vedono. Lui è abituato a Caroman, vero? Ha detto, esatto, che è esatto. un'oasi felice che pochi conoscono e lui è libero, quindi tenerlo oggi bloccato è stato sin dall'inizio, abbiamo detto fermi lì così vi inquadrano, vi fanno belli, niente, loro girano. Vabbè, Federico Antinori, Lipu Venezia. Allora, Esatto. diceva? Dicevo che l'argomento che in realtà tratteremo tutti e 5 è riferito al verde urbano, alla situazione del verde urbano al Lido di Venezia e in particolare alla situazione della pineta del Casinò che, come sapete, è in procinto di essere abbattuta. Bene, io speravo che ci aprissimo più della pineta perché, per esempio, far conoscere Caroman per me è importante. Lei magari dice no, meno gente viene, è così? No, è tanto per capire. Sono contentissimo se le persone vengono a visitare Caroman, naturalmente. L'importante è che lo visitino con certi modi, in modo da non danneggiare un habitat che è molto piccolo e molto prezioso. Salvatore Liard, ancora un personaggio del Lido di Venezia, un personaggio che si dà da fare attivamente. Allora, Salvatore Liard. La nostra associazione per la difesa dei Murazzi è sorta nel 2000 a fronte di un progetto incredibile presentato dal Consorzio Venezia Nuova a difesa del litorale del Lido, o meglio ancora a difesa dei Murazzi di Venezia. Noi abbiamo fortemente criticato quel progetto anche perché prevedeva un ripascimento artificiale della spiaggia. Pertanto la nostra bravura, a fronte anche della ribellione dei lidensi che considerano ancora oggi il Murazzo come bene comune, ci siamo posti in alternativa presentando un progetto di minimo impatto ambientale che avesse anche le funzioni di difesa dalle onde alte oppure dalle mareggiate tipiche soprattutto nella fase di scirocco o di bora. Fabio Cavolo, andiamo a conoscere anche questo personaggio. Fabio Cavolo, allora lei cosa ci racconta del Lido di Venezia? Sì, io rappresento l'associazione Rocchette Dintorni che ha sede agli Alberoni, che è un piccolo paese all'estremità del Lido, è un'associazione che è nata essenzialmente per salvare e tutelare gli elementi notevoli del territorio, che sono veramente molti e che rischiano di essere distrutti definitivamente dai numerosi cantieri che attualmente sono stati attivati sia per il Mose sia per interventi di ripacimento urbano e anche in seguito proprio alle nuove... Quindi lei parla dei cantieri. Cantieri. Per i cantieri che... Paolo Fumagalli. Paolo Fumagalli. Sì, io sono un abitante del Lido e parlerò della pineta, perché la pineta vogliono tagliarla.
e vogliono costruire questo nuovo palazzo del cinema. E per questo io ho creato dei siti internet, sto mettendo dei filmati su YouTube, sto raccogliendo firme, cioè sto facendo un po' di tutto perché ci sono tantissimi abitanti del Lido che non vogliono assolutamente il taglio di questa pineta. Tagliano 120 alberi e questo mi sembra una cosa veramente assurda. L'amministrazione del Lido è contro gli alberi. Abbiamo tagli di alberi in tutto il Lido, c'è la riviera di San Nicolò che è completamente stata tagliata, proprio c'è una mattanza di alberi, ho fatto anche delle riprese con tutta una carrellata con questi alberi tagliati, alberi sanissimi, c'è il viale dei Tigli di Via Duodo, hanno tagliato 17 alberi perché dicevano che erano malati, dopo tagliati si sono accorti che i malati erano 2 soli e la Vesta anche ha detto che era vero, magari ha detto che invece di 2 saranno stati 3 o 4, però hanno tagliato alberi sani e addirittura non vogliono riconvertirli con altri alberi dello stesso tipo, vogliono mettere alberi diversi e quindi il Viale dei Tigli non sarà più un Viale dei Tigli ma sarà un viale di alberi. Walter Pinarello, che è un po' l'artefice di questa calata in Televenezia del gruppo del Lido, Federico Antinori, Salvatore Liarda, Fabio Cavolo e Paolo Fumagalli. Allora, Walter Pinarello, com'è la situazione al Lido di Venezia? Io abito al Lido da 40 anni, perché prima abitavo a Venezia, come penso la maggior parte dei lidensi. Ed in questi anni abbiamo assistito a un progressivo degrado dell'isola ed in particolare a una progressiva diminuzione del verde presente nelle varie parti dell'isola. Teniamo presente che il Lido è veramente il polmone verde della città. Se dovesse mancare il Lido, l'inquinamento, che è già notevole in certe parti della città, sicuramente aumenterebbe. E quindi ci siamo uniti tutte queste associazioni ambientaliste per cercare di difendere il verde, perché tagliare un albero è come uccidere una persona. Allora, Walter Pinarello, però, lei ha usato le parole polmone verde della città, io rimarrei al Lido, non andrei a coinvolgere la città di Venezia, il centro storico, ma proprio per capire il Lido. Voi siete stati qui poco tempo fa, abbiamo ricevuto delle telefonate, per questo vi abbiamo riproposto, proprio per parlare del Lido di Venezia. Mi piacerebbe riuscire oggi a fare un fotopiano del Lido di Venezia, perché purtroppo molte persone che abitano nel territorio del comune di Venezia non conoscono il Lido. Magari d'estate qualcuno anche lo frequenta, di queste persone che non conosce il Lido, che non conoscono il Lido, lo frequentano ma non lo vivono, non capiscono. Prima si è parlato degli alberoni, si è parlato di Caroman. Il Lido è una grande isola con grandi potenzialità. Salvatore Liarda.